Nella puntata di oggi parliamo di ortopedia e traumatologia. Siamo proprio di fronte all'ingresso dell'unità operativa complessa dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania. Questo reparto è diretto dal dottor Gianfranco Longo. Andiamo da lui. Dottore Longo, buongiorno, siamo all'interno di questo reparto, ortopedia e traumatologia. Che reparto è? Quanti posti letto? Quante persone ci lavorano? Presentiamolo intanto con le cifre. Senza dubbio. Allora, noi abbiamo una dotazione di 38 posti letto più 2 di day surgery, ma in realtà spesso per venire incontro alle esigenze dell'utenza questi posti aumentano in base alla possibilità che abbiamo di ricovero, quindi alcune volte arriviamo anche ad avere 40-45 pazienti ricoverati, appunto per dare sia un servizio all'utenza sia locale sia all'utenza siciliana, che poi ti dirò la motivazione. E il personale, noi abbiamo 18 dirigenti medici più me, direttore di struttura complessa. I dirigenti medici si occupano essenzialmente di tutta quanta la traumatologia. Tutti debbono saper fare il trauma, perché tu facevi giustamente una distinzione ortopedia e trauma. Allora iniziamo a dire: ortopedia è tutto quello che riguarda le malattie degenerative o le malattie in generale del sistema muscoloscheletrico, mentre la traumatologia si riferisce a che fare con l'emergenza, con i traumi, con le fratture, possono essere anche traumi distorsivi. Noi ci occupiamo anche molto di traumatologia sportiva. Il trauma che cos'è? È un paziente traumatizzato che arriva al pronto soccorso, fa il triage, in base a questo viene stabilito se un codice giallo, un codice verde o un codice rosso. Il nero purtroppo vuol dire una cosa infausta, e in base al percorso che va a fare gli accertamenti dovuti. Quando viene accertata una frattura, che può essere una frattura che noi altri diciamo non è emergenza, facciamo come vedevamo prima una frattura bimalleolare, viene visto dall'ortopedico, l'ortopedico pone l'indicazione, se è un'indicazione all'intervento chirurgico viene ricoverato, se è un'indicazione ambulatoriale verrà fatto il trattamento ambulatoriale, si fa il gesso, insomma. Si fa il gesso e poi andrà ai controlli successivi. Quindi il paziente in quel caso va a casa. Va a casa. Quindi i posti letto per chi sono? Sono per i pazienti che vanno incontro a un intervento chirurgico, anche perché noi veniamo controllati sia dalla nostra direzione che dell'assessorato, e dobbiamo avere un rapporto di SDO mediche, SDO chirurgiche. Forse diventa un po' più complicata la discussione, ma è giusto che lo dica, che noi non possiamo giustificare i nostri posti letto con pazienti che non vengono sottoposti a intervento chirurgico, perché sarebbe un danno da un punto di vista erariale, dove anche il primario potrebbe essere accusato di danno erariale. Ma questi ci sono i pazienti, perché sì, però dobbiamo esistono. Certo, dobbiamo saperli gestire, e quindi vengono trattati in maniera ambulatoriale, anche perché non sarebbe corretto ricoverare un paziente che non necessita di un intervento e lo esponiamo a rischi di infezione, di malattie, perché l'ospedale purtroppo è anche fonte di malattie, e diamo lo spazio ai pazienti che necessitano dell'intervento chirurgico. Quanti interventi fate in media? Noi facciamo all'incirca sui 1500-1600 interventi annui. Di questi dobbiamo tener conto che l'80% si riferiscono al trauma, perché le sale operatorie vengono quasi esclusivamente impegnate per il trauma. Le sale operatorie sono sia sopra per l'emergenza, quindi possiamo lavorare anche in equipe con altre branche specialistiche, mentre sotto abbiamo 2 sale operatorie nei politraumi, due sale operatorie che fanno il trauma. Ad esempio il soggetto anziano, una delle cose dove il Ministero e l'assessore ha ribadito molto era operare entro le 48 ore i soggetti over 65. Stavo proprio per chiedere quanto tempo passa dall'ingresso all'intervento. Allora, noi abbiamo un limite massimo dal momento in cui viene accertata la frattura, cioè dalla diagnosi, che è quella radiografica, 48 ore. In 48 ore dobbiamo operare. Devo dire che in questo la direzione è venuta molto incontro alle esigenze, per cui noi facciamo delle sedute operatorie adeguate e aperte per questi pazienti, perché non possiamo sapere quanti pazienti vengono in quel giorno. Può esserci un giorno 0 pazienti, l'altro giorno ne sono arrivati 4. Quindi 4 dobbiamo avere, perché dobbiamo operare questi pazienti entro le 48 ore
che sono un'urgenza differita, non sono un'emergenza. Chiaro. E in più dobbiamo fare i pazienti che dal punto di vista ortopedico, ieri ho fatto una protesi d'anca, domani faccio una protesi di ginocchio, quindi dobbiamo dare anche la priorità, perché un'altra problematica che avrete seguito è l'abbattimento delle liste d'attesa, dove il Ministero ha dato un input e noi cerchiamo di fare bella figura alla mia unità, alla direzione e in più cerchiamo di dare un aiuto agli utenti. Facciamo, dottore Longo, questa bella figura. Quali sono le eccellenze per cui va orgoglioso? Qualcosa che fate qui e non si fa dappertutto? Essenzialmente è il politraumatizzato e con particolarità le fratture di bacino e cotile, che purtroppo hanno un impegno multidisciplinare, perché spesso non è solo la frattura che comanda, ma il paziente, si dice, può essere emodinamicamente instabile. Che cosa vuol dire? Che perde sangue e muore. Mentre per quanto riguarda una frattura, la parte scheletrica, non ci sono situazioni per cui un paziente possa morire, deve fare un'embolia, se no non si muore. Mentre la perdita ematica porta allo shock emorragico. Quindi quello è un intervento molto complesso. Molto complesso, che viene sempre fatto in approccio multidisciplinare quando si va alla parte interventistica radiologica, che è il primo tempo. Il paziente che ovviamente è stato traumatizzato per un incidente stradale, per un incidente moto, auto, è sul luogo dell'incidente, cosa che viene allertato il 118. Il 118 prende il paziente e sarebbe opportuno subito quello che noi chiamiamo il primo soccorso, e mettere un T-pod, che è una specie di pancerina, tra virgolette, per capirci. Com'è che c'è la mentalità a dover mettere il collare cervicale subito? Si sa che non deve essere smossa la testa, no? Si mette questo qua, comporta che diminuisce il volume dell'addome, quindi automaticamente il sanguinamento viene in parte bloccato. Arriva in ospedale, si va a fare la valutazione dell'emocromo in base a quanti punti si perde. Se uno che parte da 15 e arriva a 8 e poi arriva a 7, di sicuro ha un problema, e allora si fa le immagini angiotac, e in base a quello si stabilisce da dove sta perdendo. Potrebbe essere una milza rotta ed è quindi competenza del chirurgo, potrebbe essere una lesione di un'arteria, di solito è l'ipogastrica, e quindi deve fare l'embolizzazione. Fatto questo, abbiamo poi noi il tempo, con la calma, di poter fare il nostro intervento di traumatologia ossea. Possiamo dire che in questo reparto afferiscono pazienti un po' da tutta la Sicilia orientale, questo è il punto, no? E purtroppo devo dire anche della Sicilia occidentale. Sino ad ieri siamo stati chiamati da Licata, l'altra volta da Agrigento, perché è una chirurgia che purtroppo ha delle difficoltà, quindi tu devi essere un chirurgo che ha voglia di affrontare queste difficoltà, ma queste difficoltà l'hai volute affrontare quando avevi 35 anni. Cioè l'esperienza che comanda qui. Quindi quando tu cosa succede? Che io mi rendo conto che per loro è un grosso problema, e quindi noi veniamo incontro soprattutto all'utenza, perché dobbiamo sempre, l'obiettivo principale dell'ospedale, il punto di fulcro è il paziente, è l'utenza. Noi dobbiamo fare il bene dell'utenza, quindi facciamo questo, prendiamo il paziente. Ovviamente questa prassi non è così semplice, io infatti dico bisogna allertare sempre il 118. 118 prende il paziente da Licata e lo porta qua, perché ci deve essere una forma di responsabilità da parte del medico che trasferisce. La tracciabilità la dà solo il 118. Come avrete capito c'è molto altro, oltre che insomma il femore rotto e il braccio appunto da ingessare. Ma allora adesso parliamo in conclusione del futuro, dottore Longo, cioè come lo vede il futuro di questo reparto e dell'ortopedia in generale? Allora, quali sono le nuove frontiere? Di questo reparto essenzialmente questo ha un indirizzo che è traumatologico. La regione ha individuato 4 hub trauma. Uno è Villa Sofia Cervello a Palermo, il Sant'Elia a Caltanissetta, il Cannizzaro a Catania e il Papardo a Messina. Queste sono 4 macro aree dove dovrebbero affluire i pazienti degli ospedali di pertinenza, quindi che posso dire l'ospedale Cannizzaro a Siracusa e Ragusa come bacino di utenza. Ma questo molte volte non basta, perché tu non è detto che hai il chirurgo che sa operare il bacino, e quindi noi andiamo a dare aiuto anche alle altre macro aree. In realtà poi ci sarebbe un'altra divisione, che sarebbero 2 gli ospedali da macro area, il Cannizzaro e Villa Sofia, che quindi dobbiamo supportare le altre
aree vicine, ma supportiamo anche l'area del Palermitano ogni tanto, facciamo un po' di campanilismo, no? Forza Catania, visto che siamo tornati in Serie C. E per quanto riguarda il futuro? E il futuro, senza dubbio, per quanto riguarda il trauma, una delle mie aspirazioni è iniziare ad avviare la realtà aumentata. Cosa vuol dire? Che indossando degli occhiali particolari io riesco a capire quello che sto facendo, cioè dove sto mettendo la vite, dove sto mettendo il chiodo, dove metto la placca. Questo è già possibile o lo sarà in futuro? Ancora è il futuro, ancora in determinate chirurgie che sono più semplici, tra virgolette, che può essere la protesica, viene già attuato. Nel trauma, siccome il trauma è un qualcosa di totalmente diverso da caso a caso, questo non, ma siamo rimasti con la mia equipe di occuparci di questo e quindi speriamo... Un futuro prossimo. Speriamo prossimo, perché sennò se andiamo troppo in là gli anni passano. Poi arriva la pensione. E poi arriva la pensione. Prima della pensione... Anche se io ho pensato sempre che da pensione vado a fare il tutor. Perché mi sembra una cosa giusta. Ci sarà sempre. Sì, è sì. proprio la sua creatura questo Sì, reparto. e io sono in questo ospedale dal agosto del 1989, quando fu inaugurato. Sono primario dal 2 gennaio, come dicevo prima, del 2003 e l'ho considerata la mia famiglia, anche perché io mi sono sposato alla piccola età di 51 anni. Auguri allora. Quindi alla fine a 51 anni mi sono sposato e per me sino allora è stata sempre la mia famiglia. Ovviamente tu la famiglia te la dimentichi, no, anche se faccio qualche anno in più e ho figli anche piccoli, continuo ad essere la mia famiglia. Allora, prima della pensione, gli occhiali, la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, perché esatto. no? Il futuro E allora dell'ortopedia. aspetto tra No, 2 anni. magari no. No, tra 2 anni per l'intervista sulla chirurgia aumentata. No, dico, non mi rompo niente. No, questo no. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, piacere. L'ortopedia e la traumatologia diretta dal professore Longo offre le prestazioni di traumatologia per quanto riguarda il trauma della strada, ma non soltanto, perché c'è anche una componente oncologica. All'interno dell'ortopedia c'è un'unità operativa a valenza dipartimentale che è la traumatologia d'urgenza, diretta dal dottore Fiorenza, che assicura le prestazioni cosiddette in fast track, cioè le prestazioni in tempo reale per quanto riguarda la presa in carico del paziente che, non necessitando di un ricovero ordinario, può trovare nell'arco delle prime 12 o massimo 24 ore soddisfacimento delle prestazioni. Questo è un fast track non soltanto per adulti, ma anche in ambito pediatrico.